Quinta corsa, una condizionata sul miglio, che vede al via Emi Stecker, Tristone Jet, Don Rodrigo, Ethan, Elegante Dan, Ettore del Sauro, in un confronto davvero molto incerto, in cui in chiusura si guarda molto ad Emi Stecca, numero 1, rispetto a Don Rodrigo ed Ethan, che sono immediati rincazzi. Intanto parte molto forte Ethan, che cerca di conquistare la testa su Don Rodrigo, che prova a rientrare insieme a Ertistone Jet, mentre parte piano come al solito Emi Stecca. Intanto si butta alla corda invece Elegante Dan, insiste all'esterno. Intanto Don Rodrigo va su Ertistone e ottiene il via libera, e così dopo 400 metri in vantaggio c'è Don Rodrigo, in seconda posizione Ertistone Jet, al largo è rimasto Ethan, con Elegante Dan in terza posizione lungo la corda, seguito da Ettore del Sauro, mentre Emi Stecca è andata a far pariglia in scia a Ethan 600, che se ne vanno in 46,6. Dopo il primo quarto in 34 cerca di moderare l'andatura Filippo Gallo, in sediolo a Don Rodrigo, in schiena c'è sempre Ertistone Jet, all'esterno Ethan, 800 metri che se ne vanno nell'ordine del 1-1,9. Un secondo quarto in 31,5, quindi i cavalli stanno per completare la penultima piegata, sempre condotti da Don Rodrigo, Ertistone in scia, Ethan per corsie esterne seguito da Emi Stecca. Il chilometro se ne è dato in 1,17,5 con un parziale 15,6 a 500 dalla conclusione, allo scatto di Emi Stecca in terza ruota. Emi Stecca avanza con decisione, 400 alla conclusione, ora altro paletto in 14,4, insiste Emi Stecca a centropista, con Ethan che lo tiene comunque in terza ruota, prova a spostare anche dalla coda Ettore del Sauro, mentre chiusa Elegante Dan terza alla corda, entrando addirittura d'arrivo. Emi Stecca si riporta su Don Rodrigo, Emi Stecca nel finale attacca Don Rodrigo sul palo, Emi Stecca probabilmente passa su Don Rodrigo, mentre per il terzo sono vicini Ethan e Ettore del Sauro, 1,14,9 ma 28,6 a chiudere, con un finalone. Emi Stecca probabilmente pizzica sul palo e piega di precisione Don Rodrigo, che aveva condotto tranquillamente per oltre un chilometro, ma Emi Stecca, dopo anche una ottima sgambatura, vediamo le fasi finali, sì, Emi Stecca passa nelle battute conclusive proprio su Don Rodrigo, mentre per il terzo, come vedete, è il numero 4 di Ethan, che si salva ancora da Ettore del Sauro. Il successo per Lorenzo Talpo Junior, in salchi ad Emi Stecca per il training di Giuseppe Lombardo Junior e della scuderia Innova Energia e Gas.